Un anno fa presso il forum della Banca Alta Toscana si era rinnovato il Comitato Regionale Toscano con l'elezione del presidente Luca Menichetti. Proprio qui, a distanza di un anno, c'è stata praticamente la premiazione del Comitato Regionale Toscano per l'attività del 2025. Tanti premiati, le attività verranno premiate tutte, presenti tutti i campionati regionali, i campioni italiani che ovviamente hanno fatto la storia, ad esempio il quartetto su pista che era da oltre 30 anni che non arrivava un successo del genere, il campione del mondo su pista Francesco Matteoli che ha bissato quello che era stato nel 2024 per Del Medico in terra d'Oriente, mentre invece quest'anno Matteoli insieme al quartetto, insieme ai uomini del commissario tecnico Dino Salvoldi aveva scritto una pagina di storia. Come abbiamo detto, tutti i campionati regionali, tanti ragazzi premiati, le società presenti, Laura Puccetti e Saverio Metti per il Federciclismo Nazionale e insieme a Mauro Renzoni presenti tutti i comitati provinciali e oltre che ovviamente a tutto il comitato regionale schierato per queste premiazioni e il sindaco Romiti per Quarrata e Simone Cardulo per il CONI Toscana, oltre che al presidente della Banca Alta Toscana Banci. Noi a questo punto vi lasciamo alle interviste che abbiamo realizzato poco prima dell'evento, con l'evento che verrà raccontato dalle due voci storiche del ciclismo, Elena Forzoni per il lato femminile e Antonio Mannori per il lato maschile, quindi alle interviste del servizio. Alessio Baronti della Neri Sottoli, anche in questo ultimo anno 2025 siete stati vicini al ciclismo toscano, avete rinnovato questa partnership insieme a tuo fratello al Comitato Regionale Toscano come ormai da tradizione. Sì, abbiamo dato continuità come negli anni precedenti, rinnovando la partnership con la Regione Toscana, inserendo il nuovo brand aziendale e dando continuità a quello che era già gli anni precedenti. Ecco, una cosa che avete fatto in più insieme al comitato proprio è anche dare sicurezza durante le gare del ciclismo, no? Si sa che è un tema molto particolare, insieme a Biplan ovviamente avete sposato questo progetto di sicurezza con questi mezzi che abbiamo visto nelle ultime gare della stagione, un tema molto importante. Sì, un tema direi molto importante, un tema molto caldo sotto tutti i punti di vista. Siamo stati un po' i fautori a portare queste sicurezze dal nord Europa che sono già molto avanti rispetto a noi in Italia e abbiamo fatto questa, chiamiamola joint venture con il Comitato Regionale Toscano dando la nostra disponibilità per la sicurezza sulle strade. Ultima domanda, è notizia di pochi giorni, no, del ritrovato binomio tra Neri Sottoli e Lucchini Energy, il ritorno non nella categoria Under 23 che ha fatto tanto felice papà Giuliano, però con la formazione che prende il posto della Franco Ballerini Juniores, diciamo un ritorno veramente alle origini. Sì, era un po' il sogno del babbo, scomparso oramai da qualche anno e lo abbiamo un attimino rispolverato, lo abbiamo perfezionato con anche il ritorno di Lucchini e quindi Neri Lucchini sarà il team nel 2026 protagonista sulle strade italiane con la categoria Juniores. Siamo con Ivano Manzani, in rappresentanza della Sorgente Tesorino, che da quest'anno ovviamente è sponsor anche del Comitato Regionale Toscano. Una vicinanza voluto fortemente anche dalla sua presenza. Buonasera, sì, io sono qua in rappresentanza della Sorgente Tesorino, acqua minerale di Montopoli Valdarno. Sono immensamente fiero di questo perché come ex ciclista sappiamo benissimo quanto è importante l'acqua con l'abbinamento con lo sport
Oltre al ciclismo sponsorizziamo basket, calcio, pallavolo e poi sicuramente mi dimentico di qualcosa. Ripeto, sono qua in rappresentanza di questa azienda e un saluto anche a Michele Linne che doveva essere qua presente e purtroppo non è voluto venire per altri impegni. Un grande sforzo probabilmente quello del comitato regionale con cui avete dialogato, però come ha detto l'acqua è un principio per il ciclismo, quindi non poteva che essere un binomio perfetto. Sì, è chiaro che lo sportivo sappiamo quanto suda, in parole povere, quindi il reintegro di sali, calcio che troviamo in maniera naturale nell'acqua penso sia fondamentale. Siamo con Alberto Vasco Banci, presidente della Banca Alta Toscana, qui presso il vostro bellissimo forum che ormai ospita da diverso tempo le iniziative legate al ciclismo. Sembra un binomio che funziona, Presidente, quello tra la Banca Alta Toscana e il ciclismo. Sì, senz'altro funziona, vicino al ciclismo, vicino allo sport in generale, vicino all'associazionismo. A noi ci interessano i giovani, anche il ciclismo è un modo sano di far crescere i giovani, uno sport anche di squadra dove si lavora tutti insieme, un po' come la nostra banca cooperativa che ha il principio se si lavora tutti insieme si ottengono dei risultati. I risultati sono positivi e noi siamo contenti di far ritornare questi finanziamenti nel mondo della cultura e dello sport in questo caso. Il nostro forum sarebbe destinato ai soci, è la casa dei nostri soci, ma siamo ben contenti di metterlo a disposizione delle associazioni, delle scuole e dello sport, in questo caso del ciclismo, col quale abbiamo ormai un rapporto intenso, è già 2 anni che si sponsorizza il Giro di Toscana e quest'anno siamo qui per questa bella manifestazione che premierà tutti i giovani atleti che hanno conseguito risultati. Ecco, si sta andando proprio in un mondo sempre più green, sempre più dove la bicicletta sta prendendo un po' più un passo. Voi, ha ricordato ad esempio il Giro della Toscana dove siete vicini, diciamo ci avete cercato di dare veramente impegno non solo al ciclismo come ha ricordato, ma a tutto quello che è lo sport giovanile. Sì, sponsorizziamo anche squadre di calcio, ci interessano i giovani perché stranamente una banca a 121 anni di vita come la nostra ha bisogno dei giovani per andare avanti, giovani che comprendano i principi del movimento del credito cooperativo, che sono quelli di destinare gran parte degli utili proprio a beneficenza, mutualità, i giovani, lo sport. E il green ci interessa particolarmente anche quello, come può essere la bicicletta. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di installare pannelli fotovoltaici su tutti i tetti che potevamo e produciamo gran parte dell'energia che consumiamo. Gabriele Romiti, sindaco di Quarrata presso il forum Alta Toscana per quello che è le premiazioni del Comitato Regionale Toscano di Ciclismo. Possiamo dire che ormai il territorio di Quarrata è veramente diventato un binomio con il ciclismo unico, premiazioni provinciali, premiazioni regionali. Sì, infatti per noi il ciclismo è fondamentale come fondamentale lo sport. Lo sport è veramente il sale per i giovani e non solo, e per la nostra comunità. Anche oggi è un momento bellissimo, è la festa del ciclismo, siamo qui col comitato regionale, ringrazio il presidente Luca Menchetti e ringrazio tutte le società sportive del ciclismo, ringrazio il ciclismo, è importantissimo, sono importantissime queste iniziative qui al forum della Banca Alta Toscana proprio per l'importanza che ha il mondo del ciclismo e dello sport, come dicevo prima. È proprio per questo che la città di Quarrata, il sindaco e l'amministrazione sta cercando in questi 3 anni e mezzo, 4 anni già da amministrazione Romiti, di fare in modo che lo sport e il ciclismo siano presenti nel nostro territorio e nella nostra città.
Tante volte si parla veramente del problema, no? Di dialogare con le amministrazioni comunali per i vari permessi. Tutto. Voi addirittura da 2 anni ormai riuscite addirittura a prendere la piazza per fare i bambini, per riuscire a fare quelle attività che sono con i più piccoli, un impegno che avete portato avanti con il presidente Beccherucci del Comitato Provinciale. Sì, certo, sono 3 anni che si fa questo nella nostra piazza Risorgimento Acquarata attraverso il grande lavoro del presidente Beccherucci, proprio per questo motivo, perché si parte dai ragazzi, dai nostri ragazzi, e si va in avanti per fare in modo di far capire ai nostri ragazzi delle nostre scuole già dalle elementari dell'importanza dello sport e del ciclismo. Siamo con Bernard Dica, sottosegretario alla presidenza della regione Toscana, qua per le premiazioni, proprio si parla di Toscana, del comitato regionale della Federciclismo, uno sport che è uno di quelli che porta il polmone della Toscana. Sì, dobbiamo dire grazie agli atleti che portano in alto i colori bianco-rossi di Toscana in Italia e nel mondo, e soprattutto a quei tanti giovani che sono un esempio positivo di come con la grinta, la determinazione, ma anche tanta fatica, tanto impegno, tanto sudore si conquistano i risultati. Sono l'esempio più bello, soprattutto per i giovani, di non star lì fermi a non far niente. Datevi da fare, impegnatevi e abbiate sogni, la voglia di arrivare a grandi risultati, perché si dimostra come dei campioni si diventa dopo aver fatto una carriera pian piano nelle giovanili e su. Quindi davvero grazie ai giovani e anche ai più adulti che aiutano le ragazze e i ragazzi a correre, e soprattutto a quegli adulti magari un po' stagionati che non demordono e hanno quella voglia, quella grinta di montare in sella sulla bici e continuare a fare ciclismo, e che in Toscana è di casa. Siamo con Simone Cardullo, responsabile del CONI Toscana, qui per quelle che sono le premiazioni di uno dei tanti sport che riguarda il CONI, il ciclismo, che ovviamente viene portato avanti, uno dei tanti sport per voi. Il CONI non ha voluto far mancare la sua vicinanza anche quest'oggi. Sì, no, poi per il ciclismo, meno male, siamo sempre molto legati, siamo sempre stati molto legati con il mondo del ciclismo, e mi faceva piacere, come per gli anni passati, essere presente qui stasera. Ecco, nelle ultime ovviamente il ciclismo che ha portato anche alcune medaglie per quello che sono state le ultime Olimpiadi, quindi possiamo dire anche questo in più per voi. Sì, anche questo, ma più che altro noi come CONI Toscana, come CONI del territorio, dobbiamo sempre seguire l'attività delle società, dei gruppi di base, quindi degli atleti, dei giovani. La nostra mission è proprio quella. La vittoria e le medaglie sono a cura del CONI nazionale. Ecco. Cristian Sbaragli, una vita veramente nel ciclismo, proprio quest'anno c'è stato l'addio solo al professionismo, non al ciclismo, perché sappiamo che le iniziative sono tante dove ti impegnerai, possiamo dire un ricordo speciale di questi tantissimi anni che ti hanno portato da quando eri, come questi ragazzi che verranno premiati, fino al professionismo, a quella vittoria alla Vuelta. Sì, dai, buonasera. Una bella giornata oggi, vedere tanti ragazzi di tutte le categorie qua, e ti fa tornare in mente anche queste giornate di premiazione che ho vissuto ormai tanti anni fa. E come hai detto te, quest'anno, l'anno scorso, 2025, è stata la mia ultima stagione da professionista, e guardandosi indietro ci sono tanti ricordi, e fa piacere partecipare a una giornata così per riviverne un po', dai. Sappiamo del grande impegno che stai cercando a Castelfiorentino di riportare il ciclismo giovanile, magari manca un po', però già dall'anno scorso, dal 2025, è già nata qualcosa nel territorio di Castelfiorentino. Sì, con il fatto che ho un po' più tempo libero, avendo smesso di correre, mi sono dedicato
alla società ciclistica Castelfiorentino e stiamo portando avanti insieme ad altri ragazzi questo progetto per far tornare ad avere un bel numero di ragazzi, avvicinarli alla bici proprio come mezzo di utilizzo e come divertimento. Poi se ci sarà anche l'agonismo, per chi ha voglia ben venga, però proprio con una filosofia basata sulla bici come strumento da utilizzare e saper utilizzare a partire dall'età più piccole, da 5-6 anni in su, ecco. Saverio Metti, vicepresidente della Federciclismo nazionale, un anno fa esattamente qui avevi dato il passo a Luca Menichetti. Proprio qui al forum della Banca Alta Toscana ritorni per le premiazioni del Comitato Regionale Toscano. Ti chiedo come le vivi adesso che sei in un'altra veste? Le vivo sempre bene, perché quando ci si trova tra tanta gente appassionata e comunque gente che tutti i giorni fa attività, si sta sempre bene. È vero, un anno fa eravamo qui per le elezioni, sono contento perché io credo che la Toscana abbia continuato quello che era il passo che era stato di cambiamento. Stanno facendo tante cose, penso che le cose stiano andando anche mediamente bene e credo che sia anche un momento importante, perché le persone poi quando si incontrano cresciamo tutti insieme. Oggi sono qui perché mi faceva veramente piacere rivedere tanta gente che magari non vedo da un anno. Il ruolo è molto diverso quello di adesso, perché cambiano le dimensioni, cambia anche l'importanza, la differenza che c'è nel ruolo. Io mi sto occupando della mia parte, che è quella dell'amatoriale. Penso che abbiamo fatto un grande lavoro di ristrutturazione anche dei tesseramenti online che non c'erano e poi insomma abbiamo rimesso a posto tutte le convenzioni. Credo che sia un passo importante che dovevamo fare anche come federazione, dentro a tutti i problemi che ci sono oggi nel ciclismo, ma che cerchiamo di affrontare giorno per giorno. Quindi niente, credo che la Toscana continui ad essere una di quelle realtà importanti nell'Italia, la terza regione, che è bene che da qui vengono fuori sempre delle idee diverse e questo bisogna ammetterlo, perché anche in Consiglio federale siamo in 2 toscani, poi in tutte le commissioni c'è un toscano e questo noi siamo un po' differenti, si affrontano le cose con un piglio diverso. Penso che alla fine faremo anche qualcosa di buono. Ecco, parlando proprio della Toscana, magari su strada non è andata come volevamo i campionati italiani, però dobbiamo dire, in pista è tornato il quartetto dalla Sicilia con un titolo che mancava da oltre 30 anni. Qualche giorno fa Elisa Ferri ci ha regalato l'ennesimo titolo della sua carriera agonistica nel fuoristrada. Possiamo dire che stiamo crescendo. Ma guarda, ci sono quelle discipline che mediamente non eravamo abituati. Avevamo iniziato con Del Medico, poi quest'anno è andato avanti con il quartetto, ma anche, voglio dire, Matteoli ha fatto l'impresa anche di diventare campione del mondo, che non è facile. Ferruzzi poi ha fatto i risultati anche successivamente. L'Elisa credo che sia una costante, io credo che abbia vinto 7-8 maglie, infatti gli ho anche dedicato un post, perché ho detto guarda, io ti lancio una sfida perché secondo me manca la maglia su strada, che secondo me se la può vincere perché ha le caratteristiche che ha lei, vediamo se riuscirà, però lei è veramente qualcosa di speciale che nei miei anni di presidenza mi ha contraddistinto sempre per delle vittorie. Credo che poi insomma ci sono anche altri risultati in Toscana, perché onestamente hanno fatto dei buoni risultati, credo che sia un buon cammino per andare avanti.
Luca Menichetti, presidente del Comitato regionale toscano, al forum qui della Banca Alta Toscana, dove proprio un anno fa, poco più di un anno fa, sei diventato presidente. Si tirano le somme di quello che è stato il 2025, che siamo arrivati da poco nel 2026, un 2025 che vi ha visto impegnati su tanti fronti, uno anche quello del tema degli iscritti. Ci avete spinto molto per questo gioco ciclismo che avete portato in tante piazze. Ti chiedo, tanti premiati, ma intanto un bilancio di questo primo anno. Vado con ordine perché mi hai fatto una domanda che in realtà avrebbe bisogno di molto tempo per rispondere. Allora, intanto la festa qui è per premiare i campioni, coloro che hanno vinto un titolo regionale, nazionale, europeo, addirittura mondiale, quindi oggi è la loro festa. Dopodiché ripartiremo con le attività come lo è stato nel 2025 e spingeremo l'attività promozionale, cioè l'avviamento allo sport, in particolare al ciclismo, e ci auguriamo ovviamente di bissare ma anche di raddoppiare i numeri importanti che abbiamo avuto nel 2025. Sul promozionale siamo contenti, quindi crediamo che questa sia la strada giusta e cercheremo di portarla avanti al meglio. Ecco, un altro tema che avete affrontato e dove vi siete soprattutto spinti è stato quello della sicurezza. Avete cercato di aiutare le società insieme a uno degli sponsor storici del ciclismo, la Neri Sottoli, per cercare di rendere più sicure anche il tema del ciclismo sulle strade. Sì, certamente il tema della sicurezza è un tema molto sentito. Noi possiamo occuparci non di tutto, perché chiaramente la sicurezza in termini generali dipende dallo Stato, dipende dalle normative. La Federazione Nazionale sta facendo una serie di proposte di modifica al codice della strada. La parte di sicurezza di cui ci occupiamo noi è in realtà quella nelle gare, e lì, grazie ad una partnership che prevede la Neri Sottoli come partner logistico e poi soprattutto l'azienda belga Boplan, che è la produttrice di dispositivi di sicurezza, dispositivi che sono già in opera nel nord e nelle principali gare professionistiche. Noi li mettiamo a disposizione del nostro mondo agonistico giovanile. È una messa a disposizione gratuita, c'è soltanto l'onere di venire a prendere e riportare questi materiali. Riteniamo che con l'implementazione, quindi abbiamo già iniziato nel 2025, però è stato una metà d'anno. 2026 sarà il primo anno in cui questo servizio sarà effettivamente a disposizione. Riteniamo e confidiamo di aver fatto un passo avanti importante sul piano della sicurezza alle gare. Qualcosa inizia a cambiare e soprattutto ti parlo di calendario, perché eravamo abituati alla Firenze-Empoli, gara che apriva il calendario. Quest'anno la Toscana con diciamo il Mugello, che ha dato in Italia a un campione che ha vinto anche il Tour de France come Gastone Nencini, darà il battesimo al ciclismo su strada. Questa ormai è diventata un po' una corsa ad anticipare sempre di più l'apertura. Devo anche dire che la famosa pausa invernale era nata per il fatto che il clima era rigido e quindi notoriamente in bicicletta, perlomeno la bici da strada, quando il clima è rigido non si va. Ora c'è anche un innalzamento della temperatura che rende le uscite in bici gradevoli, quindi da lì, dal fattore climatico, nasce anche l'esigenza di anticipare il calendario. La Toscana ha già iniziato con gli amatori, quindi è stata la prima regione in Italia ad avviare l'attività, la stagione agonistica. Si parte poi con le altre categorie a metà febbraio, nei giorni che sono stati indicati. È una bella esperienza perché si va nell'autodromo del Mugello e quindi da un punto di vista anche così non soltanto agonistico ma anche di impatto, di location, di luogo, insomma. Poi peraltro verranno organizzate diversi eventi collaterali, per cui saranno davvero delle belle giornate di sport. Avete ascoltato le voci dei protagonisti di alcuni protagonisti della serata, alcuni partner del Comitato regionale toscano, la voce anche di colui che presiede il Comitato regionale toscano, quindi vedete le immagini di Luca Menichetti, oltre che ovviamente al presidente della banca e tutti coloro che hanno parlato. Tantissimi sono stati i premiati, una giornata lunghissima
come avete potuto vedere anche dalle nostre immagini, però questo è stato l'impegno che il Comitato regionale toscano ha voluto premiare. Proprio durante il discorso Luca Menichetti dal palco diceva proprio del fatto che è una premiazione riservata anche alle società e ai protagonisti, sono loro, ragazzi, ragazze e proprio le società. Infatti a loro va un grandissimo complimenti. Chi ha vinto ovviamente i titoli toscani, come in questa immagine dei dilettanti, quelli esordienti, questa sono tutte il resto. Chi ha vinto il tricolore, festeggiato anche dopo 40 anni il tricolore su pista del quartetto, quindi un grandissimo impegno da parte del Comitato regionale toscano, una giornata dedicata al ciclismo e alle premiazioni, raccontato, lo abbiamo detto prima, le abbiamo ringraziato da due voci storiche come Antonio Mannori e Elena Forzoni, quindi due voci autorevoli del ciclismo toscano e non solo, quindi non solo quello toscano ma in generale. Quindi noi qui vediamo tutto il Comitato regionale toscano schierato. Salutiamo, perché non era presente, Federico Micheli, gli mandiamo un grandissimo saluto al vicepresidente del Comitato regionale toscano Federico Micheli. Noi vi ringraziamo di essere stati con noi, di aver seguito ovviamente questa giornata dedicata al ciclismo e vi diamo appuntamento per i prossimi impegni. Una buona serata a tutti.